ed è una cosa devastante, devastante. È una vera disgrazia, proprio una vera disgrazia, ma veramente. È lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante, diagnosticatagli 10 giorni fa all'ospedale di Padova. A settembre sarebbe andato a scuola per la prima volta, curioso e amante dei dinosauri, aveva già imparato un po' a leggere e a scrivere, nessun sintomo particolare aveva condizionato la sua salute, fino a qualche mese fa. Poi il piccolo aveva iniziato a soffrire di qualche febbre che andava e veniva. Appena il tempo di ricevere il risultato degli esami del sangue, il bambino è stato ricoverato in ospedale a Padova. Dapprima i medici si sono mostrati fiduciosi, fornendo previsioni ottimistiche ai genitori, fino a quando la situazione è precipitata improvvisamente. Sicuramente è una famiglia che è nella disperazione, è una famiglia che adesso deve ripensare a ripartire e non sarà facile per loro. Io mi sento di dire che l'amministrazione comunale può essere vicina per quanto può alla famiglia e alla loro ripartenza, al loro modo di ritrovarsi, perché dopo una tragedia del genere sarà difficile per tutti, soprattutto per i genitori. La sconvolgente scomparsa di Davide ha lasciato senza parole l'intera comunità di Scorzè, dove il bambino viveva con papà Fabio, mamma Francesca e il fratellino Nicolò, una famiglia conosciuta in paese e ben inserita all'interno della comunità, attivi nel gruppo famiglia della parrocchia e nella preparazione della sagra del paese. I funerali si terranno alla chiesa arcipretale di Scorzè questo mercoledì 13 luglio alle ore 10.